Sostanzialmente non è cambiato nulla, l'unica cosa che abbiamo portato a termine finalmente dopo 8 mesi è la formazione e la contestualizzazione delle operatrici, quindi perlomeno, adesso possiamo stare a casa con serenità e non andare a presidiare completamente le ore di presenza a scuola di Ettore. Piccoli e faticosi passi in avanti, ma la strada perché Ettore, il piccolo di 6 anni di Rossano Veneto affetto dalla sindrome di Moebius, possa frequentare la scuola in totale sicurezza come tutti i bambini della sua età, è ancora in salita. Le operatrici inviate dall'ULSS 7 adesso coprono 20 ore sulle 32 previste dall'orario scolastico. La famiglia si sostituisce alle operatrici o paga di tasca una persona formata perché Ettore possa restare a scuola per altre 7 ore e mezza. A complicare il tutto la preoccupazione per quanto avverrà a settembre. Il 16 di marzo abbiamo fatto un incontro, per iniziare a imbastire quello che è il piano individualizzato ed c'è stato detto che con molta probabilità l'anno prossimo verrà cambiato un altro operatore e quindi dovremo ripartire per l'ennesima volta con la formazione e la contestualizzazione di un'altra persona. Possibile, ci si chiede. Ripartire con altre persone significa rifare tutto da capo, senza tenere conto che un bambino di 6 anni fatica a ricostruire un rapporto di fiducia con persone sempre nuove, fatica a ritrovare serenità se i cambiamenti sono numerosi. Un dialogo irto di ostacoli, quello tra l'ULSS 7 e la famiglia di Ettore, che ancora non sa, e siamo a fine scuola, chi saranno a settembre gli operatori che seguiranno il figlio in classe e per quante ore saranno a carico dell'ULSS per poter cercare un operatore qualificato da affiancare ad Ettore. Ma non sappiamo ancora quante ore, proporre a questa figura, quindi non siamo in grado di mettere un annuncio, di cercare un operatore. Abbiamo mandato dopo il 16 abbiamo mandato una mail alla dottoressa Cernetti, ma non abbiamo ancora avuto risposta.